Una laurea triennale per formare chi vuole operare all'interno degli enti del terzo settore. È nato per la prima volta in Italia all'Università di Padova il corso di laurea in giurista del terzo settore. Si parte dal prossimo anno accademico 2021-2022 e sarà dedicato a tutti i giovani che vogliono operare nel terzo settore o all'interno delle pubbliche amministrazioni. Nella ripartenza del Paese il terzo settore è fondamentale e avevamo bisogno, ce lo chiedeva il nostro territorio, ce lo chiedeva il Paese, ce lo chiedevano i nostri studenti, di avere una formazione giuridico-economica sul terzo settore. E per questo, grazie alla collaborazione con la Guardia di Finanza, grazie al lavoro dei nostri colleghi della giurisprudenza, abbiamo ideato e fatto partire un corso che è primo in Italia in questa forma su un argomento così importante. A sancire la partenza di questo percorso formativo la firma di un protocollo d'intesa tra l'Università di Padova e la Guardia di Finanza del Veneto per la collaborazione nella formazione in materia giuridico-economica, con riferimento in particolare alle attività del terzo settore e degli enti non lucrativi. Noi avevamo bisogno di competenze particolari, di avere un corso di laurea strutturato che preparasse i nostri ispettori per le attività di controllo in questo ambito. L'università con questa iniziativa colma un gap formativo che esisteva nel nostro Paese, quindi veramente da applaudire a questa iniziativa.